Nell'ala Lazzari della Gipsoteca Canoviana si può ammirare per la prima volta esposta al pubblico questa testa del Teseo realizzata dal grande scultore neoclassico Antonio Canova. La direttrice Moira Mascotto ci spiega anche la grande soddisfazione di questa esposizione. Siamo all'interno dell'Ala Lazzari, dove appunto abbiamo un percorso espositivo nuovo, temporaneo, che ci racconta dell'opera Teseo sul Minotauro, un dialogo tra tre gessi, e come giustamente già anticipato, alla mia sinistra abbiamo un'erma di collezione privata mai esposta al pubblico, che per l'occasione è anche stata restaurata. Alle mie spalle invece ci sono due gessi che ci raccontano l'opera nella sua interezza. Uno appartiene alla collezione di Possagno, l'altra invece alla collezione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Perché quest'opera è importante? Perché ci racconta di Canova durante il suo primo soggiorno romano, un Canova che è arrivato dalla lezione del barocco e, vedendo gli antichi maestri, adotta il loro linguaggio, lo fa suo, e quindi con quest'opera si ha la nascita della scultura moderna. Ma non è tutto la mostra dossier Il Teseo sul Minotauro. Dalla Gipsoteca si sposterà in una delle stanze della casa dell'artista, dove si possono ammirare un dipinto che ritrae Gavin Hamilton, studioso e pittore che avvicinò lo scultore trevigiano al linguaggio degli antichi, un volume che permette di conoscere il percorso attraverso bozzetti che portò alla realizzazione del Teseo, e un acquaforte commissionata dal primo proprietario della scultura. La mostra dossier si potrà ammirare alla Gipsoteca Canoviana di Possagno da domenica 23 marzo sino al 21 giugno.